Saluto a tutti, felici di ritrovare settimana nuova de Campacui, siamo in Deunebio, siamo in Deabia di Santo Pedro, settimana con due paesi, Santo Pedro e San Gavino di Danda. Una prima tappa in paese di Santo Pedro di Danda per ritrovare un'anziana commerciante, memoria di noi di paese di Lin Pietrera. RCFM e Campacui. Allora, io sono Santo Pedro, ma nata in Casta. Sono andata a scuola alla facoltà di Cadria, insomma. In Cadria sono imparato quanto è Santo Pedro e Nastro. Sono Santo Pedro, sono nata in Casta, ma la sorella Ronde, un mio cognato che mi hanno allevato, si può dire. La mia mamma era malata e il mio era morto. Veniamo su a Santo Pedro e poi da un giorno che l'hanno fatto la fabbrica di charcuteria, mia sorella Ronde, a cara di François Federico e di tutti. Siamo andati in casta e ci sono state espertiere, tutto ognuno ha piato la sua parte e si faceva che in casta non ci sono mai andata. E mi sono stata qua mia sorella, mio cognato, sono stata veramente all'età di 17-18 anni, 19. Con elli qui, stavamo qua su in casa di mamma. E dopo mi sono maritata con un commerciante che avevano la orangeria, avevano le pizzeria. Voilà, chi è morto, valorosamente morto facevo gli anni e mi ha imparato tutto, mi ha dato tutto cosa tu si puoi aspettare da un marito, un babbo, teneva caro la sua famiglia e teneva caro a tutto il mondo, era malato, la vita ha vissuto così. E ho principiato, quantunque ho continuato, sono stata abbigliato per tante quando ero in vita, ho avviato un negozio, un commercio di usavo la sua mamma, stava a magazzino, ma magazzino, sapete, anche erano abituati ai dragolini, dunque ho principiato a fare la dragolina in 65 e da fare un conto, ho piantato in 2010 e quantunque ho continuato ad un corpo in mano a mia figliola, che è la padrona di qui, ha costruito, costruito una pizzeria, o de gamme, i barastage, enfin. Ha vissuto quantunque aiutarla per imparare a conoscere la clientela. È venuto un sabato, ha detto, guai che ti cacciava voglia e va al mercante. Aveva con mamma e dopo ti fa bene come tu ce la fa. Ma guarda che vecchia ce l'ha aiutata a mia figliola. Quando l'hanno pigliato tutta la sua roba, ci vuole che tu l'aiuti, con i bacchi di acqua, i bacchi d'acqua, si cercano le vecchierelle, non c'era mica magazzini e nastro. L'ha fatta. Io non solo un paese come solo un cinese, io un paese di gore, gente come così, quando hai finito di fare la tornata, non solo me ne volevo arrivare in casa mia in una giornata, no. Continuavamo a rabare, continuavamo in pieve e ritornavamo, erano 2 ore, 3 ore per mezzogiorno. Finito il rabare si è messo a posare. Non manco più pigliato un furgone, ma ho guardato che ha trascinato tutta la roba a tutti i clienti, e tanto i clienti di paese erano pieni. Quando era collato un rapale, l'ultimo bacchetto di latte, si è messo a posare vicino a me, ha acceso la sigaretta e poi mi ha guardato e mi ha detto, ma se tu sei scema fatti sognare, per me è finita. Ah, gente sicura, da giuetta che come mamma sarà mica facile. Ho continuato a veramente qui è noioso, sensazione d'actività au bout de 2005, 2006, Basinunda, 2007, Basinunda, 2009, sensazione d'actività, ma io ho continuato a pigliare il mondo, in sogno unicamente perché questo era un paese che non poteva mica lasciare, ma per me era troppo faticante. Il furgone veniva a pigliare le barelle, ma sapete con l'abbraccio in cima qua su di Soglio, un fondo di Soglio, e gettiamo via, piantiamo, e voilà. E dopo, è ella che ha creato qui, ha fatto un truc di continuità di un'altra affare, così di un deposito, aveva fermo appena di buone, un petit point chaud, ma non c'è niente, ne biglianimo, poi ci sono gli altri si stanno buone, ci sono sempre stati i banatiri, qui non ce n'è più, cerchiamo figliola che fa appena di prequi. Quando non ci vede, non con questo, ma ben un panatera,
un monsieur che più buone, che è buono, faccio il giro del paese e non vengono più qui a piare la ghetto, a piare il cioccolato, si fa che c'è stato comunque un manco di cifre, soprattutto a Stepica. Dopo, quando ha principiato la stagione a aprile, allora facevano appena mangiare, ma mica c'è qualcosa, no, si piantano i turisti, si mangiano un sandwich, si mangiano un panino, si mangiano una pizza, vedete, cercano di lavorare appena, d'estate comunque c'è un mondo. No. Facevano appena le carne, ristita o barbecue, piena carne buona di quinto, come giusto, come figlio di che ogni tanto si tomba un bidello. Et è così che passava, che passò il tempo. Et demain, nous resterons au village de Sant'Ubedruidana pour retrouver un artiste, sculpteur notamment, qui crée de très belles œuvres. Il s'agit d'Ange Chiaramonti qui nous accueillera donc chez lui. À demain donc pour notre deuxième étape des Compacui, toujours dans la Bièvre di Sant'Ubedru. RCFM et Compacui.